dopo aver visto le beatitudini, che sono l'introduzione che Gesù fa per, diciamo, spalancare il regno dei cieli, descrivere la realtà di chi vive in questo nuovo regno, questo regno che ha delle promesse, ha il Signore come capo e ha una legge diversa, quindi da quella di questo mondo. Il Signore dice: questo popolo che appartiene al regno dei cieli, quando viene in contatto con la terra, diventa il sale della terra e la luce del mondo. E quindi dice: i credenti, quelli che appartengono al Signore, si distinguono, non perché si sforzano di distinguersi, ma si distinguono perché sono diversi, per la loro natura, per il fatto che sono di un altro regno, hanno un altro Signore, hanno un cuore rigenerato, si distinguono. Voi siete, abbiamo notato questo, dice non sarete o dovete diventare, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Quindi non è qualcosa di contraffatto che col nostro sforzo dobbiamo impegnarci a raggiungere, ma è un frutto che si deve vedere nella nostra vita e dimostra quello che noi siamo. E poi Gesù dice: questo regno dei cieli risponde ad alcune leggi, che non sono leggi che voi non conoscete, perché sono le leggi che il Signore ha già dato a Mosè, ma c'è qualcosa che nel tempo si è perso e io sono venuto quindi per portare a compimento questa legge, cioè completarla, cioè riportare quello che manca, che non c'è più. E quello che mancava nella legge di Mosè, nei tempi in cui Gesù parla, era il cuore della legge, il sentimento della legge, perché il popolo di Israele aveva iniziato a eseguire i comandi del Signore come regolette fredde che tranquillizzavano la coscienza. Se tu fai questo, lo fai rigorosamente, cavillosamente, allora il Signore ti gradisce. Ma in realtà abbiamo visto che non era così, perché sin dall'Antico Testamento il Signore faceva richieste ben maggiori di fai questo, fai questo, fai questo, ma la legge del Signore doveva essere una legge più profonda. E quindi questa era la slide dove eravamo arrivati. In Matteo 5, 19 e 20, tra l'altro vi ricordo di tenere le Bibbie aperte nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, che sono i 3 capitoli di questo grande sermone del Signore. Al versetto 19 il Signore dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E abbiamo detto che qui c'è il punto finale di tutto il centro del discorso di Gesù, che si bilancia in due verità che lui esprime. Una l'abbiamo vista l'altra volta e dice: io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. Primo aspetto del centro del Sermone sul Monte. L'altro aspetto è: io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella di chi? Di quelli che erano i più scrupolosi. I farisei erano, non dobbiamo neanche vedere troppo in un'accezione negativa, ma Gesù sta prendendo il modello di chi è l'esempio dell'esecutore della legge. Se voi chiedevate a quel tempo chi è secondo voi la categoria di persone che meglio esegue la legge, la segue, la rispetta,
tutti avrebbero risposto i farisei, che erano davvero cavillosi nella virgola. Ecco, Gesù dice, se la vostra giustizia non supera quella di quelli che si impegnano più di tutti, allora non entrerete affatto nel regno dei cieli. Quindi Gesù dice, io non sono venuto per cancellare, ma sono venuto per completare, e la vostra giustizia deve essere superiore. Ci sono 3 concetti in questo piccolo brano 19-20 che abbiamo letto. Il primo è che il rispetto della legge di Dio, è centrale. Gesù non è venuto per dire tiriamo una riga sopra, non ci interessa nulla. Questo è bene che noi lo sottolineiamo in quanto popolo pentecostale, perché il popolo pentecostale nella storia della Chiesa è stato il movimento che più degli altri, in certe deviazioni dottrinali, ha deciso di fare a meno della legge del Signore, perché tanto c'era la guida dello Spirito. Attenzione, quando qualcuno dice io tanto lo Spirito Santo che mi guida, fate suonare un campanello di allarme e di protezione dentro di voi, perché lo Spirito Santo, come lo riceviamo biblicamente, è quello Spirito che amplifica la Scrittura nella nostra vita e ci spinge a obbedire. Ma invece quando qualcuno usa l'espressione io ho lo Spirito Santo che mi guida, in realtà sta intendendo a me non dovete dire nulla, quello che c'è scritto non è per me, perché tanto se fosse per me lo Spirito Santo me lo direbbe. Non è così. Lo Spirito Santo conferma la Scrittura. Egli prenderà del mio, dice Gesù, e ve lo annuncerà. Nel Nuovo Testamento non troviamo mai che lo Spirito Santo riveli qualcosa che non è scritturale. E quindi scopriamo che questa verità è confermata anche da Gesù. Il rispetto della legge di Dio rimane centrale. La legge del Signore è ancora valida. Il Nuovo Testamento non l'ha cancellata. Qualcuno può leggere cortesemente Matteo 23, i versi 3 e 23. Matteo 23, 3 e 23. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. E poi 23. Guai a voi, siete farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'anete e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia, la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Ecco, ogni tanto quando qualcuno cita questo verso 23 di Matteo 23, di solito lo si cita quando si vuole dare del bigotto e bacchettone a qualcuno, e cioè, vedi, Gesù non è stato lì a dire voi pagate la decima e trascurate il giudizio, la misericordia e la fede. La misericordia è meglio, la fede è meglio. Gesù dice, voi trascurate le cose più importanti della legge, e va a completare il cuore della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Ma poi cosa dice Gesù? Queste sono le cose che bisognava fare. E noi ci mettiamo un punto. Invece Gesù dice, senza tralasciare le altre. Quindi la decima della menta, dell'aneto, del comino è ancora valida. Le leggi di Mosè che Mosè aveva dato sono ancora valide, ma bisogna aggiungergli il cuore, quindi il senso della giustizia, della misericordia e della fede. Addirittura Gesù, nel verso 3 che abbiamo letto, arriva a dire, fate e osservate tutte le cose che vi diranno i farisei, ma non fate secondo le loro opere, perché loro dicono e non fanno. Quindi Gesù sta dicendo, anche questi scribi e farisei che hanno perso il cuore della legge, però annunciano la parola, annunciano la legge di Mosè. Fate quello che loro dicono, perché stanno annunciando la legge di Mosè. Non fate con le loro opere, perché poi loro aggiungevano altre cose, ma
quello che è nella legge di Mosè, fatelo, perché vale ancora. Ecco allora perché Gesù dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti? Perché la legge di Dio e il suo rispetto rimangono ancora centrali anche per la nostra vita. Vi avevo già raccontato di quel missionario che un giorno si incontrò in aereo, aveva a fianco come passeggero un uomo che durante il viaggio lo vide leggere la Bibbia. E allora gli chiese: vedo che lei è un credente. Lui disse: sì, sono un credente. Allora le voglio fare una domanda. Come posso essere salvato? E il missionario gli rispose: basta che lei rispetti tutti i punti della legge, i 10 comandamenti, per tutta la sua vita. E poi si rimette a leggere la Bibbia. Quest'uomo inizia a pensare a questa risposta. Dice: mi piace che è stato chiaro, è stato diretto, quindi non devo andare a pensare, devo rispettare tutti i comandamenti di Dio per tutta la mia vita. Però mentre pensa, si rende conto e dice, interrompe di nuovo il suo compagno e dice: ma mi rendo conto che non è possibile, io non ci sono mai riuscito e quindi non posso essere salvato. E il missionario gli disse: esattamente, proprio per questo Dio Padre ha mandato Gesù, perché noi non possiamo compiere tutti i punti della legge per tutta la nostra vita ed eravamo incapaci, e allora per grazia il Padre ha mandato il Figlio e così gli ha parlato del Signore. Ma il cuore è questo. La legge di Mosè, se noi riuscissimo a rispettarla in tutto, anche nel sentimento, nel cuore della legge, ci salverebbe, ma non c'è nessun giusto, dice la Scrittura, nessuno è mai stato capace. Ed ecco perché il Signore ha mandato Gesù per salvarci. Lui che è l'agnello che non ha commesso peccato, lui sì che ha rispettato tutti i punti della legge. Poi altro concetto, Gesù dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti, poi dice: ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Cioè il rispetto della legge deve essere operato non solo con gli atti esteriori, ma con tutto il cuore, con pieno convincimento. Chi li avrà messi in pratica e poi insegnati sarà chiamato grande non nel mondo, ma nel regno dei cieli. E qui ci ricordiamo del gran comandamento. Qualcuno legga cortesemente Matteo 22, 37. In altri passi dei Vangeli si aggiunge addirittura con tutte le tue forze. È interessante quello che dice Matteo, che è un po' il nostro Vangelo di riferimento per questo studio. Lui dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Che in realtà cuore, anima e mente sono la stessa cosa nel Nuovo Testamento. L'anima è la mente, cioè la sede dei nostri desideri, della nostra volontà, della nostra intelligenza. Eppure qui dice con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente il comandamento. I 3 termini sono termini che in realtà hanno aspetti diversi. Con tutto il tuo cuore nel testo originale è la parola da cui noi abbiamo cardiologia, ed è il senso del muscolo del cuore. E quindi sta parlando di con il tuo essere, con il tuo corpo, con quello che di materiale tu hai, ama il Signore Dio tuo. Poi con tutta la tua anima, il termine è psiche, che è proprio il termine principale dell'anima, e che è la sede di tutto quello che è interiore nostro, la capacità di avere una volontà,
le nostre emozioni, i nostri sentimenti. E poi dice con tutta la tua mente, ed è un termine dianoia che significa la tua capacità di ragionare, le tue formulazioni, i tuoi progetti, i tuoi pensieri. Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso. Comprendete che se noi rispettiamo la legge del Signore con il cardio, con il cuore, cioè con gli atti esteriori, non basta. Non basta. Non pronunciare falsa testimonianza. È fatto col cardio, con il corpo. Ma tu dentro di te non devi avere la falsa testimonianza, con la psiche. E neanche nei tuoi ragionamenti devi formulare la falsa testimonianza. Cioè lì dove tutto è invisibile al mondo, agli altri, Dio lo vede. E vuole che noi rispettiamo la sua legge in ogni aspetto, esteriore e interiore. Dopo questa premessa che il Signore fa, in cui dice che Lui è venuto per completare la legge, iniziano degli esempi pratici che il Signore fa, che sono 6 presi dalla legge, che sono scanditi da questa espressione. Voi avete sentito dire, ma io vi dico. Ma io vi dico. Che parla di un'autorità che è diversa dall'autorità umana. Leggiamo insieme Matteo capitolo 5, il primo esempio. Credo che vedremo solo questo, forse non riusciremo neanche a finirlo questa sera. Dal versetto 21 leggo io. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciali la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo centesimo. Questa serie di parabole che il Signore racconta su questo verso. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e poi il Signore estende quello che è un comandamento, che è il 6° comandamento, lo troviamo in Esodo capitolo 20, al verso 13. Lo estende anche a delle applicazioni che i rabbini facevano. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Il comandamento di Mosè superficialmente perseguiva solo l'atto esteriore, non uccidere, e chi avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Questo comandamento fu facilmente travisato dagli israeliti, perché letteralmente il termine è non assassinare, non commettere atto violento, cioè richiede un aspetto che però Israele si era dimenticato e Gesù lo spiega. Voi avete sentito dire che fu detto non uccidere, e quindi il semplice fatto che tu commetta un atto che toglie la vita a qualcun altro, intenzionalmente, con una premeditazione, quello è il comandamento. Ma io vi dico che c'è di più. Non è questione di omicidio,
è questione di ira. Chi si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. Chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna del fuoco. Non so se avete notato che c'è un'escalation nell'aspetto spirituale del giudizio. Tribunale, che comunque è un giudizio umano, legale se volete. Sinedrio, che è un tribunale ma che ha già una sfera spirituale, perché il Sinedrio era il consiglio dei massimi sacerdoti. Genna di fuoco, che è il giudizio finale non degli uomini ma di Dio. C'è un elevarsi nel grado di giudizio non dell'atto esteriore ma dell'atto interiore. Questo comandamento ha messo un po' in crisi molti, perché qualcuno di quelli che contestano soprattutto il Dio dell'Antico Testamento dicono il Signore ha dato il sesto comandamento, non uccidere, poi ha comandato a Giosuè e al popolo di Israele di andare a Gerico, di andare ad Ai, di andare in tutte le altre città di Canaan e uccidere tutti, anziani, donne, bambini, oppure di combattere battaglie militari. Il senso del comandamento è il desiderio di uccidere, di commettere un atto violento, di essere mossi da qualcosa che alla fine ti spinge fino al gesto più estremo. Nel regno dei cieli la condanna è prevista per l'ira e il disprezzo, che portano poi ad atti esteriori violenti. Fratelli, chiariamo subito che come credenti noi rifuggiamo ogni forma di violenza. Amen? Ogni forma di violenza, neanche mascherata in qualche modo. Il credente non ha a che fare con la violenza. La dobbiamo veicolare in qualche modo, no. Gesù dice che prima dell'atto esteriore dobbiamo verificare cosa arriva dal nostro cuore. E fa due esempi di disprezzo. E qui c'è la differenza tra l'atto di guerra e l'omicidio. Oppure l'ira, noi abbiamo nella scrittura diversi passi in cui c'è scritto adiratevi e non peccate. C'è un'ira che è l'ira per dei principi violati, per una giustizia che è infranta. Noi vediamo Gesù entrare nel cortile del Tempio e buttare giù le bancarelle, e non era così sereno e sorridente. Ma non era ira legata al disprezzo, non era ira legata a una persona con l'intento di procurare del male, era un'ira su una situazione ingiusta. Gesù sta parlando invece di questo senso interiore di ira, di disprezzo che spinge poi all'estremo all'omicidio, ma molto altro. C'è una serie di gradazioni, di azioni esteriori mosse da questo sentimento che il Signore vede. E allora il Signore fa due esempi di disprezzo che sono spinti dalla contrarietà verso qualcuno. Dice: se qualcuno si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e poi estremizza ancora e dice: chi avrà detto raca a suo fratello sarà sottoposto al sinedrio. Raca è una parola aramaica che deriva dal termine vuoto, significa testa vuota. Non so se in termini moderni oggi diciamo quell'unico neurone che ti gira dentro la testa, è la testa vuota. Significa
buono a nulla, idiota, stupido. Si sono girati i ragazzi. Se tu dici a tuo fratello sei un buono a nulla, non capisci niente. Stai manifestando disprezzo. Stai rivelando che, poiché non ami né apprezzi questo tuo fratello, che ci sia o non ci sia, è uguale, quindi ucciderlo alla fine non ti cambia molto, perché non ti interessa che egli ci sia, lo stai disprezzando. Poi dice, e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna. Pazzo è più semplice da comprendere per noi, incapace di comprendere. Ma nella scrittura più volte la parola usa il termine pazzo o stolto, che ha un aspetto anche morale. Leggiamo per esempio Proverbi 12-15. E qui c'è un sottile riferimento di Gesù a qualcosa che tante volte deve farci vigilare sul nostro cuore e i nostri sentimenti. La via dello stolto è dritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Il pazzo era quello che non ascoltava i consigli, il pazzo era quello che non rispettava la legge del Signore, il pazzo era quello che andava per la sua strada e non si faceva piegare da nessuno proprio perché era insensato. E allora Gesù sta dicendo, quelli che voi chiamate stolti, pazzi, sono quelli che voi sapete che non ascoltano i consigli, ancor di più non ascoltano la parola del Signore. E quindi è anche in qualche modo giustificabile che siano da disprezzare, perché non sono buoni a nulla, raca, ma sono stolti, non ascoltano. E quindi è un disprezzo giustificato. Beh, Gesù dice, chi avrà detto pazzo, chi in qualche modo giustifica la sua ira, dicendo ma alla fine me l'ha tirato fuori dalla bocca, alla fine sono stato provocato, alla fine si è fatto disprezzare. No. Gesù dice no, nel regno dei cieli è il sentimento dell'ira, è il sentimento del disprezzo che viene giudicato, prima ancora dell'atto esteriore. Ecco perché il Signore dice, ma io vi dico che sarà sottoposto alla genna di fuoco. È impegnativo. Ma se noi pensiamo al sentimento, è anche risolutivo. Perché un conto è dire, mi devo trattenere, stringo i denti, mi mordo le mani perché mi sta facendo arrabbiare, ma io non lo devo uccidere. È un modo di non uccidere, ma non è facile da tenere, perché poi ti fa scattare, fa uscire fuori la contrarietà che hai dentro in qualche modo, magari addomesticata, ma esce fuori. Ma è risolutivo invece il modo che Gesù suggerisce, perché se tu non disprezzi, se tu ami il tuo fratello, non arriverai neanche a dire mi devo mordere la mano, perché lo ami. E quindi non c'è assolutamente pericolo che si arriverà all'omicidio addirittura, o a un gesto violento, o a qualsiasi altra manifestazione di disprezzo, perché nel nostro cuore c'è l'amore, c'è il fatto che non disprezziamo ma piuttosto apprezziamo. È risolutiva la via di Gesù, risolve gli omicidi e risolve anche le violenze, perché a volte non si arriva all'omicidio, ma quando uno sferra un pugno sta sprigionando quello che ha dentro. E non ho mai visto nessuno tirare un pugno a un altro con la consapevolezza che gli avrebbe fatto bene. Ti amo così tanto che, pum! Quindi non è che bisogna arrivare al coltello e all'omicidio.
La soluzione proposta da Gesù è la riconciliazione, perché il Signore conosce il nostro cuore e sa che tra il dire e il fare c'è bisogno del suo aiuto. E propone la riconciliazione, cioè sta dicendo, voi siete il sale della terra, la luce di questo mondo, ma io so che vi troverete in queste situazioni, vi troverete a combattere con una natura che vi spingerà all'odio, al disprezzo, all'ira. E allora arriverà il momento in cui dovrete trovare una soluzione. La soluzione, quando si è manifestata l'ira, è la riconciliazione. È solo quella, non c'è altro modo. E il Signore fa 2 esempi. Il primo esempio lo trae dal mondo ebraico. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Allora, la cosa interessante di questi 2 esempi che Gesù fa è che l'appartenente al regno dei cieli, il cittadino del regno dei cieli, che è sale della terra e luce del mondo, non è lui che è contrariato, non è lui che fa albergare ira e disprezzo. Se ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, e poi farà un altro esempio dopo, se tu hai un avversario, quindi non parte da te, ma se tu ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, e Gesù fa un esempio estremo. Se vi ricordate, abbiamo visto anche le foto, il sermone sul monte fu predicato a nord, in Galilea. Ma noi sappiamo che l'altare si trovava nel Tempio di Gerusalemme. Noi sappiamo che tutti i buoni israeliti, una volta all'anno, facevano il pellegrinaggio, andavano a Gerusalemme, al Tempio, e offrivano sacrifici al Signore. Il Signore sta parlando dei Galilei e sta estremizzando per far capire quanto è importante. Se tu che abiti in Galilea, abiti a Capernaum, hai fatto le valigie, hai preparato il viaggio, hai camminato per una settimana, sei arrivato con la tua offerta a Gerusalemme, ti presenti davanti all'altare di Gerusalemme, sei lì col tuo animale, lo stai sacrificando e lì ti ricordi che tuo fratello, che hai lasciato centinaia di chilometri a nord, a distanza di una settimana di cammino, ha qualcosa contro di te, lascia a Gerusalemme la tua offerta, torna a riconciliarti col tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Questo doveva essere l'effetto che faceva a chi ascoltava Gesù, che erano Galilei. Sta dicendo, tu puoi andare fino a Gerusalemme, è più importante che ti riconcili, piuttosto che dare la tua offerta così dicendo poi vediamo, poi ci penso. E riconciliati con tuo fratello. Poi fa un esempio il Signore dal mondo romano. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie, e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. E qui il Signore sta parlando, ancora estremizza il suo esempio. Quelle 2 monete che vedete sono dei quadranti romani, che sono, in realtà il termine è l'ultimo quadrante, che sono i nostri ramini, le monete da 1 centesimo, 2 centesimi, cioè le monete che non valgono, no? Quelle che non le vogliamo mai in tasca, che non servono mai a nulla. E il Signore dice, guarda che se tu non fai subito un accordo, il tuo avversario ti farà pagare
fino alla cosa più minima, che tu ritieni minima, che magari gli chiederai lo sconto, ti farà pagare tutto. La tua volontà deve essere determinata nella strada verso il tribunale, nella strada verso il giudice. La tua volontà determinata deve essere quella di riconciliarti. Fa amichevole accordo presto. Riconciliati. Fallo prima possibile, non temporeggiare. Sia la tua priorità. Non dire cammino ancora un po', vediamo se le cose cambiano, vediamo se il primo passo lo fa lui. Riconciliati subito. Questo fa chi è luce del mondo e sale della terra. Tenta la strada della pace, della riconciliazione. Quindi il Signore fa 2 esempi per 2 motivi. Il primo per dire agli israeliti che lo ascoltavano che la ricerca della pace deve essere estesa a tutti. Sappiamo tutti che Israele aveva questo senso di orgoglio nazionale, loro erano il popolo eletto, degli altri potevano pure non interessarsi, quindi gli affari se li aggiustavano tra israeliti, poi con i pagani, visto che erano pagani, potevano avere anche discussioni o avere degli avversari. E Gesù dice no, tu devi riconciliarti col tuo fratello, ma ti devi riconciliare anche con il tuo avversario. E poi il Signore fa questi 2 esempi, uno legato al mondo ebraico e uno legato al mondo pagano, perché estende il comandamento, che diventa così universale, non solo per gli ebrei, ma per tutti. Quindi la strada che il Signore indica è una strada che deve partire dal nostro cuore. Il nostro cuore deve essere quello che è definito da Gesù nelle beatitudini, beati i mansueti, beati quelli che si adoperano per la pace. Il nostro cuore non deve serbare ira e disprezzo, ma deve ricercare la pace e la riconciliazione. Ora, qui c'è la solita domanda. Non è sempre fattibile per quello che abbiamo detto. E se l'avversario non si riconcilia e mi porta davanti al giudice? Qualcuno legga Romani 12, 18. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Questo è il senso. Il regno in cui funziona la legge di Dio è il regno dei cieli. E nella misura in cui tutti gli uomini rispettano questa legge, questo regno dei cieli scende sulla terra. Ma noi sappiamo che non è sempre così. E che proprio perché c'è chi si ostina a non rispettare la legge del Signore, che fa diventare questo mondo un mondo non perfetto. E allora, dove vale questa legge? Dove vale il premio? Dove vale la beatitudine? Nel cuore di chi vive nel regno dei cieli, spiritualmente, per quanto dipende da voi. Sempre e comunque. Quando Pietro andò dal Signore, disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello? E il Signore gli disse, quando Pietro gli suggerì, pensando di fare una bella figura, fino a 7 volte, magari si aspettava, però Pietro è capace di perdonare fino a 7 volte. E Gesù gli dice: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Cioè, nel nostro cuore la legge di Dio è sempre valida, è sempre in vigore. Ci sarà sempre posto per la pace, ci sarà sempre posto per la riconciliazione, ci sarà sempre odio per la violenza
e l'ira legata al disprezzo degli altri. E quindi se per quanto dipende da noi non si può vivere in pace, ma dopo un certo tempo chi non si vuole riappacificare diventa disponibile, troverà in noi sempre una porta aperta, perché noi siamo il sale della terra e la luce del mondo. E noi somigliamo al Re di questo regno, che noi stessi, quando Lui ci ha invitato, chissà quante volte abbiamo rifiutato il suo invito, ma poi è venuto un momento in cui disperati abbiamo gridato a Lui e Lui ha avuto pietà di noi. Quindi il senso di questo comandamento che il Signore esprime in modo così profondo è questo: sia nel vostro cuore il senso del non uccidere, sia nel vostro cuore il desiderio di non procurare nessun male, anzi di non disprezzare nella maniera minima il tuo fratello, chi è con te, chi è davanti a te. E allora avrai adempiuto la legge. Il Signore ci deve aiutare. Questo primo comandamento che il Signore guarda, io penso che sia un comandamento con il quale abbiamo a che fare quotidianamente, perché, non so, i vostri posti di lavoro, ma sul mio posto di lavoro di tanto in tanto qualcuno è provocatore, oppure a volte per egoismo nostro vogliamo fare violenza e prevalere. Il Signore ci deve aiutare a vigilare sui nostri sentimenti. L'ira che il Signore giudica è l'ira contro le persone, per danneggiarle, ho parlato di disprezzo, per denigrarle, per buttarle giù, quindi per dimostrare che non hanno alcun valore rispetto a quello che siamo noi. Invece, come insegna Paolo, ciascuno stimi gli altri superiore a se stesso. Noi come figliuoli di Dio, come sale della terra, come luce del mondo, vogliamo pensare prima agli altri, vogliamo amare, vogliamo anche, e questo è quello che il Signore ci insegna e che fa nascere nel nostro cuore, quello che Paolo dice quando nel capitolo 13 di Corinzi dice che l'amore crede ogni cosa, sopporta ogni cosa. Il Signore ci deve aiutare a non vedere sempre il male, a non segnare i fratelli o le persone che sono davanti a noi come degni di giudizio, perché così li stiamo disprezzando. Vogliamo amarci, vedere il bene e aiutarci e sostenerci, invece che adirarci, chiamarci raca, chiamarci stolti e magari lasciare qualche radice che procurerà sicuramente una manifestazione che non arriverà all'omicidio, ma sicuramente arriverà a fare il male. Dio ci aiuti. Da questo anche ci distingueremo. In un mondo che prevale, in un mondo che sferra pugni quando riceve schiaffi, noi vogliamo amare, non vogliamo disprezzare, vogliamo avere dei sentimenti che riportano alla riconciliazione.